Attesi i funerali di Franca Fava e Fiorella Sandre, morte nel rogo di Castagnole, le lacrime dell'unico sopravvissuto Sergio Miglioranza, lutto cittadino. Morta dopo aver lottato per 5 giorni in terapia intensiva, la dipendente delle poste coinvolta nell'incidente lungo la Feltrina aveva soltanto 41 anni. Consumazioni al di fuori dei plateatici dopo le sanzioni e la rabbia dei baristi che se la prendono con il comune. Il sindaco Conte ribadisce: le regole sono queste. Mare e montagna, locali in città nel fine settimana si sono moltiplicate, le scene di assembramenti. Il governatore Zaia si appella ai più giovani: bisogna continuare a fare attenzione. Presentate le nuove linee guida per le case di riposo e le strutture sociosanitarie, semplificati l'accesso dei familiari e regolata la presa in carico dei nuovi ospiti. Un centinaio di persone in attesa alla motorizzazione civile di Treviso stamattina sotto il sole. Momenti di tensione hanno rischiato di rendere la situazione esplosiva. Inaugurata la nuova sede del 118 nella nuova cittadella sanitaria del Cafoncello, prima Elio superficie ospedaliera omologata in Italia, volo notturno dal 2021. Postioma, mobilitazione sul web per chiedere al vescovo di consentire la diffusione della messa con l'altoparlante, pronte una lettera e una raccolta firme. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Treviso. Oggi si sono celebrati i funerali di Fiorella Sandre e Franca Fava, morte nel rogo di Castagnole il 10 giugno. Proclamato il lutto cittadino, in tanti si sono recati in chiesa per dare l'ultimo saluto alle due donne. Il pianto di Sergio Miglioranza racconta il dolore di quest'uomo che sente su di sé il peso della tragedia del 10 giugno a Castagnole. Il suo dolore è il dolore di tutta la comunità di paese che oggi nella parrocchiale ha dato l'ultimo saluto a Fiorella Sandre e Franca Fava, le due amiche di 74 e 58 anni morte nel rogo della casa lungo la Feltrina. Un unico rito per le due donne, un dolore doppio per Sergio che tra le fiamme ha perso un'amica e la moglie con la quale da anni divideva il dramma per la morte dell'unico figlio Walter. La perdita di una persona cara segnano per sempre il cuore e la vita delle persone. Possiamo anche immaginare che l'ora tragica della morte fosse un grido di dolore diventata una preghiera. Le nostre sorelle si sono affidate gridando probabilmente a Dio. Le due donne erano molto amate. Questa tragica vicenda ha sconvolto l'intera comunità di paese, tanto da indurre il sindaco Katia Uberti a proclamare il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta e serrande abbassate. In prima fila a dare un ultimo saluto c'erano i parenti di Fiorella e Franca e in particolare la figlia Martina Sandre, che non ha mai distolto lo sguardo dalla bara della mamma. Lei, che sin dalla notte aveva atteso all'esterno della casa in fiamme che dai pompieri arrivasse un barlume di speranza per la sorte della mamma, oggi al termine della cerimonia ha quasi voluto accarezzarla per l'ultima volta avvicinandosi alla bara. I funerali si sono potuti celebrare dopo il nulla osta da parte della procura, dato che dopo l'autopsia svolta sui corpi delle donne si è dimostrato come la loro morte sia avvenuta non per soffocamento ma per le conseguenze dell'incendio. Per Miglioranza, unico superstite del rogo, l'ipotesi di reato è passata da incendio colposo ad omicidio colposo. Ed è deceduta oggi dopo 5 giorni di agonia, 5 giorni ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso, Evelina Federigo, per la dipendente delle poste coinvolta nell'incidente di giovedì scorso lungo la Feltrina tra via Argine e via Cal Trevisana a ridosso della zona industriale di Montebelluna. 41 anni di Benevento, era alla guida della Fiat Panda delle poste che ha impattato frontalmente con una Porsche condotta da una 54enne della zona. L'impatto violentissimo, testimoniato dalle parti interiori completamente distrutte dei veicoli, è stato fatale per la donna che è stata proiettata fuori dall'abitacolo dell'utilitaria finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Rianimata sul posto dal SUEM, era stata ricoverata in condizioni disperate. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, anche se pare la Panda, immettendosi sulla Feltrina, non abbia rispettato la precedenza della Porsche.
2 locali sanzionati nel weekend per inosservanza dell'ordinanza sul consumo di bevande fuori dal luogo di somministrazione. Questa mattina sulla vetrina dell'Osteria Trevisi è apparso questo cartello, la polemica del titolare e poi la risposta del sindaco Mario Conte. Non ho scritto niente di offensivo, ho scritto qualcosa di ironico. Ho capito tutto qua. Spiega di non cercare la polemica ma di preferire l'ironia, ma quei 5 giorni di chiusura forzata e quei 280 euro di multa pagati sono pesati sui bilanci ma anche sulla dignità. Per me è una cosa mortificante. Venerdì prossimo apriremo e faremo esclusivamente servizio al tavolo, che vuol dire lavorare meno. Adesso che c'è bisogno di recuperare, vuol dire lavorare metà di quello che si lavora adesso. Una pillola amara da digerire. L'Osteria Trevisi ha violato l'ordinanza del sindaco Conte che vieta fino al 29 giugno la consumazione al di fuori dell'area di somministrazione, perché 5 ragazzini suoi clienti hanno stazionato sul ponte Malvasia a bere su dei bicchieri di plastica. Io mi domando, se invece dei bicchieri di plastica si fossero fermati a fumare 5 ragazzi a sigaretta, non sarebbe stata la stessa cosa? Allora, perché devi punirmi così tanto, insomma? Il collega del Caffè Vesuvio, Piazza San Vito, ha abbassato le serrande, nessun commento. Andrò a leggere il verbale della polizia locale per capire cosa è stato rilevato, dopodiché incontrerò anche il titolare perché se ci sono delle regole vanno rispettate. Io non credo francamente che la polizia locale abbia esagerato e chi non rispetta le regole c'è un costo da pagare, quindi l'importante è che abbia capito. Chiede uno sforzo l'amministrazione comunale che però dal canto suo vanta l'aver consentito l'ampliamento dei plateatici a titolo gratuito. Osservato speciale ora è l'area della Movida di Piazza Trentin, dove può diventare difficile gestire l'equilibrio tra suolo pubblico e locali. Molti bar, per prevenire intanto, hanno già affisso cartelli per avvisare la clientela della nuova ordinanza. Come si dice, uomo avvisato. Bisogna stare un po' più larghi quando si consuma, bisogna stare all'interno degli spazi che il Comune ha concesso alle attività commerciali, che sono anche ampliati, e soprattutto bisogna indossare la mascherina nel caso in cui ci siano situazioni di assembramento che comunque vanno evitate in ogni modo. Se mi arrivano segnalazioni da parte di residenti, da parte delle forze dell'ordine stesse, bisogna intervenire. Così dunque il sindaco Conte. Allora ci sono alcune notizie di cronaca, segnaliamo che c'è stato un malore sul posto di lavoro, siamo a Nervesa, un uomo è ricoverato di 56 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e poi intorno alle 16 c'è stato un altro incidente stradale, possiamo farvi vedere le foto che sono arrivate dai vigili del fuoco dell'incidente, c'è un'auto cappottata, non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Pare che la persona che è stata portata in ospedale non sia arrivata con un codice rosso, dunque non sia grave, però appunto non siamo ancora in grado di darvi ulteriori informazioni in merito a questo incidente che appunto, come vi dicevo, è avvenuto intorno alle 16 ad Ormelle. E adesso siamo alla politica perché il centrodestra converge compatto sulla riconferma di Zaia in vista delle regionali. Un passaggio forse scontato ma che oggi ha l'avallo dell'ufficialità con una nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e soprattutto portare il buon governo in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia, convergenza poi sugli uscenti Zaia e Toti. Va detto che ufficialmente Zaia non ha sciolto ancora le sue riserve. E il nostro sondaggio si occupa di autonomia, il sondaggio il cui risultato ovviamente verrà dato e poi elaborato nel corso dei ring questa sera a partire dalle 21:15. L'autonomia arriverà con questo governo? Questa è la domanda che abbiamo scelto di porvi. Per il sì il numero da chiamare è lo 0422 16 26 691, per il no il numero è 0422 16 26 690. Andiamo a vedere adesso la tabella dei dati per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, i dati che sono ancora positivi, ci sono soltanto 2 nuovi casi di positività in tutta la regione del Veneto, positività registrata appunto nelle ultime 12 ore e non ci sono stati
decessi. Dunque il numero totale delle persone contagiate dal Covid è di 19.249, dunque 2 nuovi contagi in tutto il Veneto nelle ultime 12 ore. E per quanto riguarda gli assembramenti, quindi il fatto che ancora sia necessario tenere delle precauzioni, stare attenti soprattutto nei luoghi in cui si possono verificare situazioni di assembramento, il Presidente Zaia oggi è stato molto chiaro. L'emergenza non è finita, e questo proprio perché durante il weekend molte persone tra mare e montagna e locali in qualche modo si sono mosse. L'appello che faccio è quello di rispettare, non di stare a casa. Non sto dicendo che bisogna allontanarsi al di sotto di 200 metri da casa, come purtroppo abbiamo dovuto fare. Sto dicendo uscite, fate la vostra vita sociale, di relazione, andate in spiaggia, andate al ristorante, andate al bar, ma con delle regole. Regole che per il governatore restano sempre le stesse e ripetute fino allo sfinimento, soprattutto ai più giovani. Portare la mascherina all'interno, so che voi lo sapete, ma perdonatemi, approfitto anche delle dirette. Portare la mascherina all'interno dei locali e portarla quando ci sono assembramenti. E che si tratti di regole non scontate, lo raccontano le storie di Movida e di assembramenti provenienti da tutto il Veneto, complice anche il primo vero weekend estivo con spiagge prese d'assalto e lunghe code sia verso il mare che la montagna. Siamo preoccupati del fatto che se torna la reinfezione, con questi numeri, con questi assembramenti bisogna andare giù pesanti con le restrizioni, perché è inevitabile, no? È vero che siamo in grado di controllarle in maniera migliore, è altrettanto vero che abbiamo farmaci, abbiamo modalità organizzative diverse dal 21 febbraio, però comunque resta il problema. Poi per carità qualcuno dice che questo virus non è più virulento come prima, e penso che ormai i clinici a livello nazionale lo stiano confermando tutti. Però sulla pericolosità, insomma, io sarei prudente. E proprio sull'andamento del virus e della sua curva epidemiologica si innesta la forte polemica interna al mondo scientifico veneto, con il professor Andrea Crisanti che ha bollato come chiacchiere lo studio diffuso dal numero 1 della microbiologia di Treviso Roberto Rigoli, per cui il virus si sta indebolendo. Zaia continua almeno a parole a percorrere la via della neutralità, anche se un certo fastidio sembra trapelare. Stavolta il governatore scomoda Aristotele e la sua verifica sperimentale. Andiamo al metodo sperimentale. Uno ha portato una sua posizione sperimentale. Adesso immagino, sto parlando di filosofia e di scienza, adesso io mi auguro che il professor Crisanti, davanti a un enigma che noi tutti abbiamo grande come una casa rispetto alla virulenza o meno del virus, perché il dottor Rigoli ha portato una lettura che è assolutamente innovativa, ci dica che è così oppure no, rispetto ai dati che ha lui, perché ai tamponi e a tutto può farla sta verifica. 90 persone in attesa alla motorizzazione civile questa mattina sotto al sole. Sentite insomma le loro parole e poi vi spieghiamo anche che cosa è successo. A 8:30. Dalle 8:30 di questa mattina. 4 ore, già 4 ore più o meno. Per fare cosa? Per ritirare una patente. Siamo qui sotto il sole senza neanche un minimo di controlli. Non c'era una posizione per ripararsi, io ho 81 anni. Va bene, e sono dovuto stare sotto il sole fino alle 11. Un centinaio di persone in coda da stamattina, una coda impossibile da smaltire per una sola persona all'ufficio patenti e una seconda per il resto delle pratiche, ma soprattutto una mole di lavoro enorme da gestire, poiché gli uffici della motorizzazione di Treviso sono aperti solo 2 giorni a settimana. Per telefono normalmente non rispondono, c'è il numero però non rispondono. È già la seconda volta che vengo, arrivo da Monfumo che insomma non è qua dietro, e mi trovo che sono venuto per niente e mi ha detto che me ne posso andare a casa. Alle 11 del mattino la guardia giurata, vedendo la situazione arrivare al limite dopo alcuni momenti di tensione, ha aperto le porte e fatto entrare chi era rimasto in coda almeno dentro gli uffici al riparo dal sole. Non è arrivato nessuno fuori a dire a calmare le acque, perché prima c'è stato un momento di tensione, sì. Questo 2 ore fa. Adesso probabilmente la gente si è stancata, un po' è andata via e quelli che sono rimasti si sono rassegnati. Abbiamo raggiunto telefonicamente il responsabile della sede trevigiana della motorizzazione, l'ingegner Matarazzo, che ha spiegato come le linee guida ministeriali causa Covid impongano di limitare il servizio, una persona per reparto, una per stanza, e che contemporaneamente proprio per questo tutte le scadenze sono state posticipate di 7 mesi. Sempre per circolare, l'80% del personale è a casa in lavoro agile oppure in smaltimento obbligatorio delle ferie.
e così gli uffici sono aperti solo 2 giorni per il pubblico, 2 su appuntamento e 2 per agenzie e scuole guida. I centralinisti lavorano con orario ridotto ed ecco perché il sistema è andato in tilt. Dalla motorizzazione trevigiana fanno sapere che il sito è stato rinnovato e tutte le pratiche sono scaricabili online senza bisogno di recarsi in sede. Insomma, salvo nuove direttive, conviene armarsi di pazienza oppure interrogare prima il sito web, magari facendosi aiutare, perché molte risposte si trovano lì. Allora, in serata è arrivata anche una nota proprio firmata dall'ingegner Matarazzo che dice: per quanto riguarda il telefono purtroppo si lavora con una sola linea, se è occupata non c'è la possibilità di deviazione visto che il personale è tutto in lavoro agile obbligatorio. Mi lasci dire che comunque l'obiettivo più importante lo abbiamo centrato: controlli scrupolosi sugli accessi, termoscanner, dispositivi di protezione, tamponi al personale e tutti, personale e utenti in buone condizioni di salute. Così l'ingegner Matarazzo della motorizzazione di Treviso. Adesso vi parliamo di case di riposo, perché oggi sono arrivate le nuove linee guida, soprattutto per chi potrà entrare in casa di riposo come sua residenza. Vediamo. Adesso la preghiera e l'appello che faccio: si apra tutto, ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni, e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. Cioè, c'è il tema dell'abbandono, no? La nuova ordinanza regionale con le linee guida che vanno a sostituire le precedenti, valide da oggi e data da valutare in base all'andamento del quadro epidemiologico, è stata presentata dall'assessore alla sanità Lanzarin. Si riferisce alle case di riposo ma anche alle strutture di salute mentale, disabili, dipendenze e minori. Novità sugli accessi con alcune distinzioni tra le strutture. Accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se è un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza. Dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso. Siccome sia per il pronto soccorso sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche eccetera, sapete ci sono dei percorsi destinati, differenziati eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento. Se invece arriva da un'altra struttura sanitaria, viene preso in carico da una intermedia, fa un periodo di isolamento nella struttura e poi entra normalmente. Per quanto riguarda le altre invece, gli ospiti eseguono un tampone, aspettano l'esito e poi entrano normalmente senza isolamento. Le regole invece sono le medesime per quanto riguarda le visite da parte dei familiari. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite per 30 minuti. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi del momento della visita via telefonica e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche firmare il familiare e il gestore un patto di responsabilità, prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza. Infine, per i servizi semiresidenziali diurni già riaperti, i gruppi si allargano da 5 a 10, con tampone a tutti prima di entrare. La morte dell'alpinista Pierluigi Donadon, molto conosciuto nella sua Conegliano, la famiglia lo saluterà per l'ultima volta con delle esequie private, mentre l'amico Carlo Feltre lo racconta come una persona esperta e preparata.
Vado male a dirlo, anche questa è una delle corde di Pierluigi. Carlo Feltre, amico di tutta una vita di Pierluigi Donadon, racconta dell'amico morto ieri durante una scalata sulle Alpi Carniche orientali. Una notizia, l'incidente occorso al 65enne già dipendente dell'Electrolux alpino, marito della consigliera comunale del PD Isabella Gianelloni, che ha sconvolto la città perché Donadon lo conoscevano in moltissimi. Allora, Pierluigi era un grande, non alzava mai la voce, era in grado di studiare, scalare, correre, parlare di politica, parlare di macchine, aveva 1000 argomenti, 1000 interessi e tutti li faceva, ma soprattutto aveva un carattere eccezionale. La moglie ha postato senza commento 2 foto insieme nel suo profilo, un dolore straziante ma composto, quello suo e dei figli, e dei tanti amici convinti che se ne sia andato lì dove amava stare, tra le montagne. Era un alpinista esperto, aveva affrontato i 5.000 metri sul K2 e poi vette in Russia, Perù, si sottoponeva a un allenamento continuo. Per lui la sicurezza e la preparazione fisica erano praticamente il suo mantra. Ma ciò che è successo ieri è qualcosa di imprevedibile, il distacco di un pezzo di roccia che lo ha fatto precipitare per decine di metri. Ci sono 2 cose che possono far danni a un alpinista, i fulmini e la caduta dei sassi. È il destino, l'amaro destino che ci ha portato via Pierluigi. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo in diretta per le notizie. Eccoci, allora oggi c'è stata l'inaugurazione della nuova sede del 118 all'interno della cittadella sanitaria del Cafoncello, un gioiello di tecnologia e affidabilità con la prima elisuperficie ospedaliera omologata in Italia. È il primo eliporto fuori delle strutture ospedaliere, quindi non in altezza come lo vedete in tanti ospedali, vicino alla centrale operativa SUEM. Essere il primo eliporto ospedaliero omologato d'Italia non è che una delle caratteristiche innovative della nuova sede del servizio urgenza ed emergenza, inaugurata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia nell'area dove sta sorgendo il nuovo Cafoncello di Treviso. Un complesso da 8 milioni di euro tra strutture e tecnologie di ultima generazione. Sembra un qualsiasi fabbricato, invece all'interno c'è una duplicazione di tutti i sistemi vitali, dall'energia elettrica, rete dati, telefonia, perché la centrale non può fermarsi mai. Sono oltre 100.000 le chiamate gestite ogni anno da questa centrale operativa, 55.000 le missioni nella Marca, con una media di 150 al giorno. Sono 600 i decolli ogni anno che molto probabilmente dal 2021 saranno anche notturni. E guardando questa barella anticontagio vanno ricordati 726 trasporti di pazienti Covid positivi. Una virosi che nella punta di marzo ha superato quota 12.000 chiamate al 118. E proprio in tema di coronavirus, la conferma del tampone veloce nei pronto soccorso del Veneto, voluto dal direttore della virologia del Cafoncello Roberto Rigoli. Che sta utilizzando nei pronti soccorsi il Diasorin, che è un tampone veloce, per cui in 35-40 minuti noi abbiamo l'esito e la positività. Direttore Benazzi, che durante l'inaugurazione ha ricordato come la sanità trevigiana si stia preparando ad un possibile ritorno del contagio, facilmente confondibile però nei primi sintomi con l'influenza di stagione. Stiamo assumendo degli psicologi da mettere ovviamente anche a disposizione del pronto soccorso per aiutare la gente a superare anche questa psicosi. Quindi l'utente che viene e che è convinto di essere Covid positivo, che poi noi lo troviamo negativo, ma che comunque comincia ad avere queste turbe, può essere visto anche da un nostro psicologo e aiutato a superare anche questa criticità. Adesso ci spostiamo a Postioma. Ieri vi abbiamo raccontato della messa diffusa attraverso l'altoparlante del campanile, che poi era stata bloccata per le proteste di una residente secondo la quale minava la libertà di pensiero. Sul web è già partita una mobilitazione per una raccolta firme ed anche il primo cittadino parla di una situazione assurda. Reputo assurda l'accusa, quindi se uno non vuole assistere alla celebrazione magari chiude le finestre oppure si reca in altro posto. Il sindaco di paese Katia Uberti si schiera senza esitazione al fianco del parroco di Postioma Don Graziano Santolin, che da ieri ha sospeso la diffusione con l'altoparlante della messa domenicale delle 10:30 iniziata durante il lockdown perché una parrocchiana ha fatto le sue rimostranze in curia. Limita la libertà di pensiero, ha sostenuto l'anonima residente, tanto che il vicario alla pastorale ha suggerito
deciso di chiudere qui l'esperienza. Sul web è già partita la reazione. I gruppi social della frazione annunciano una controlettera firmata da più persone possibili, una sorta di petizione per chiedere al vescovo di ascoltare non la voce di un singolo ma della maggioranza e far riprendere la trasmissione della funzione. Anche il sindaco apprezza lo spirito con cui Don Graziano aveva intrapreso l'iniziativa. Credo che in buona fede lui volesse solamente dare l'opportunità a più cittadini di Postioma di ascoltare quella che è la messa, la celebrazione, quindi non me la sento proprio di accusarlo. È chiaro che poi, come dappertutto, c'è sempre quello che non accetta e si lamenta. Sono un po' perplessa, ecco. Comunque sono solidale con il parroco, questo sì. Vicenda senza troppo senso che il parroco ha raccontato nel foglietto parrocchiale, senza nascondere il dispiacere per non essere stato interpellato direttamente. D'altro canto, conferma il sindaco, la messa che si poteva ascoltare dal giardino di casa era apprezzata da moltissimi cittadini. Sono tutte cose che comunque hanno fatto piacere alla stragrande maggioranza della comunità, e poi è chiaro, come in tutte le cose c'è sempre qualcuno che è contrario, purtroppo. Andiamo a Sernaglia, dove un camion è finito fuori strada, 2 feriti soccorsi dal 118. Fortunatamente entrambi non sono gravi. Un camion probabilmente a causa di un guasto meccanico è uscito di strada finendo in un fossato prospiciente la carreggiata. In soccorso delle persone a bordo, un 60enne di Stra e una donna. Sono intervenute ambulanza e automedica, una squadra dei Vigili del Fuoco di Montebelluna, la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge del caso. Il traffico lungo via Farra ha subito inevitabili rallentamenti per le operazioni di soccorso, i rilievi di legge, il recupero del camion cabinato che stava trasportando dei mobili che erano stati caricati poco prima in un mobilificio della zona dell'autotrasportatore. Belluno, adesso andiamo a vedere le notizie che arrivano dal bellunese. Andiamo in Alpago con una notizia di cronaca. Muore ruzzolando in un burrone a meno di 100 metri dalla sua abitazione. La tragedia è avvenuta in Alpago, dove nel primo pomeriggio gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato il corpo senza vita di Anna Blanchini, 81 anni appena compiuti, originaria di Udine e residente nell'abitato di Pieve. L'anziana era uscita per una passeggiata, ma a casa non aveva fatto più ritorno. L'allerta al 118 dato dai familiari ha mobilitato le squadre del soccorso alpino che hanno rinvenuto la donna in fondo ad un burrone. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre. Sul posto per i rilievi hanno operato i carabinieri della stazione di Puos. Ed è stato un weekend di passione sulle strade bellunesi, prese d'assalto dagli amanti della montagna, ma stavolta le code chilometriche hanno interessato anche la A27 tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto, in entrambe le direzioni a causa di alcuni cantieri fantasma. Indipendentemente dagli eventi internazionali, com'è pensabile pensare di far arrivare i turisti nel bellunese se non si interviene una volta per tutte sulla rete viaria? Fra sabato e domenica si sono ripetute le scene di sempre, sulla 51 di Alemagne lungo la 203 a Gordina, sia all'altezza di Candaten che più su alla circonvallazione di Agordo. Ma quel che non ci si aspettava di vedere sono state le code in A27 nel tratto fra Conegliano e Belluno in entrambe le direzioni. Se è vero che la montagna è la meta delle mete del turismo post-Covid, è necessario pensare urgentemente a una soluzione ora o mai più, mutuando l'appello di qualche giorno fa della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. È chiaro che dobbiamo permettere a queste persone di raggiungere la montagna e di tornare dalla montagna alle proprie case in tempi ragionevoli, e il nodo dell'infrastrutture purtroppo è emerso in modo drammatico anche nell'ultimo weekend, appunto confermando che c'è urgente bisogno di intervenire per risolvere i punti neri e rendere più agevole l'accesso alle nostre località. Ieri sia al mattino che al rientro si sono registrate lunghe colonne di auto con 5-6 km di coda tra Vittorio Veneto Sud e il Fadalto. Sono anni che il tratto di autostrada tra Belluno e Conegliano è costantemente sottoposto a cantieri fantasma in cui vediamo restringimenti di carreggiata ma nessun mezzo e nessun operaio al lavoro, sbotta il presidente Padrin. Non possiamo permettercelo. Siamo in ritardo, noi abbiamo una necessità di ripensare le nostre infrastrutture e abbiamo assolutamente bisogno di offrire servizi, perché il turismo nella nostra provincia si può fare in maniera diversa. Tra l'altro il distanziamento sociale si può praticare bene nel nostro territorio, quindi noi non dobbiamo inseguire altri modelli, dobbiamo sviluppare il nostro modello e le infrastrutture sono fondamentali. Attenzione, non sono solo infrastrutture stradali ma sono anche servizi.
Oltre al cronico gap infrastrutturale, la provincia fa i conti con un'autostrada a mezzo servizio con pedaggio tra i più alti d'Italia. Scriverò alla società Autostrade per fare chiarezza e superare questa situazione, dice ancora il presidente della provincia. Delle due l'una, o la A27 è un servizio autostradale vero oppure venga eliminato il pedaggio. Resta chiuso fino a revoca, così recita l'ordinanza emanata oggi da Veneto Strade. Il tratto della provinciale numero 1, 400 metri fra via Montegrappa e la frazione di Visome a Belluno. Sabato si è sbriciolata una porzione del rustico fatiscente a ridosso della strada in località San Pellegrino di fronte a Villa Buzzati. L'immobile giace in totale stato di abbandono, ma non può essere abbattuto perché è vincolato dalla sovrintendenza. Venne costruito nel Settecento come rustico annesso alla villa cinquecentesca dei Sacello, acquistata nel 1811 dalla famiglia di Dino Buzzati. La presenza di quel fabbricato impedisce da sempre l'allargamento della strada, che è indispensabile per il collegamento con il centro cittadino. 15 anni fa avevo provato a convincere la Fondazione Cari Verona a comprarlo per farne la sede dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati, ma la Fondazione non ha creduto nel progetto, ha fatto sapere l'assessore alla cultura del comune di Belluno Marco Perale. I disagi si sono già manifestati questa mattina e fino a quando l'edificio non sarà messo in sicurezza l'unica possibilità per entrare e uscire da Belluno, dalla sinistra Piave, resta il traforo del Col Cavalier. Un parto a rischio causato dal distacco di placenta, una corsa in ambulanza a Santo Stefano di Cadore a Belluno in mancanza dell'elicottero impegnato in altra missione. Ore drammatiche, quelle vissute da una coppia di Comelico Superiore sabato scorso 10 minuti prima delle 8 di sera. L'allerta al 118 ha consentito di organizzare un rendezvous con l'ambulanza partita dall'ospedale di Pieve di Cadore, dove il punto nascite è sospeso da 4 anni per mancanza di ginecologi e pediatri. La gestante ha partorito con taglio cesareo all'ospedale di Belluno 2 ore più tardi ed è in ripresa. Il neonato prematuro è stato trasferito alla terapia intensiva di Padova. L'episodio ha messo in luce però le difficoltà di chi vive nelle terre alte, denunciate subito con un'interrogazione presentata a Palazzo Ferrofini dal consigliere regionale Piero Ruzzante, per sapere se la giunta regionale intenda intervenire per garantire l'adempimento dei livelli essenziali di assistenza a favore dei comuni del Comelico. Al Consiglio Comunale di Comelico Superiore un'interrogazione è stata presentata dal consigliere d'opposizione Roger De Bernardin, che chiede tra l'altro qual è la posizione che intende adottare il sindaco nei confronti della regione affinché sia responsabile della salute dei cittadini della montagna. L'ULSS Dolomiti dal canto suo ha chiarito in queste ore che in Cadore è stata sviluppata una rete per la gestione della gravidanza e che la mamma in questione non era in carico ai servizi aziendali poiché aveva scelto di seguire un percorso fuori dall'ULSS. E sono partiti i lavori del tavolo delle politiche attive convocato a Palazzo Piloni, priorità al post-Covid, senza dimenticare lo sviluppo strategico del territorio. Dobbiamo toglierci di dosso questa volontà di avere delle visioni di parte e finalmente guardare a delle soluzioni unitarie. Servono soluzioni concrete e immediate per far ripartire la provincia di Belluno dopo l'emergenza Covid e il percorso, che non deve dimenticare le politiche strategiche di ampio respiro, deve essere costruito insieme a tutti gli attori principali, dalle istituzioni alle categorie alle parti sociali. I compiti per casa li ha dettati il presidente della provincia Roberto Padrin al termine del tavolo delle politiche attive convocato questa mattina a Palazzo Piloni. Noi dobbiamo copiare dalla provincia di Bolzano e non vergognarci tanto, perché lì escono sempre con delle soluzioni unitarie. Ecco, questo è il sogno mio e quindi partiamo da adesso. È un programma che io avevo già realizzato prima di Vaia, purtroppo non siamo riusciti a realizzarlo, ripartiamo oggi. La fotografia scattata dalle relazioni mostra un territorio piegato dalle conseguenze del lungo lockdown. Gli effetti sul lavoro fanno tremare le vene ai polsi. La cassa integrazione è stata attivata in 177 aziende per 12.000 addetti totali. Di queste 88 aziende hanno già chiesto la proroga per altre 5 settimane e altre 6 per altre 4 settimane aggiuntive. I dati purtroppo sono questi e di conseguenza se ne è preso atto. Abbiamo fatto un'analisi, ognuno per le proprie competenze e per la propria rappresentanza, su cosa ha messo in campo
campo e sulle prospettive che ci possono essere per sviluppare di nuovo le attività imprenditoriali, l'economia e l'occupazione. I lavori del tavolo delle politiche attive saranno portati avanti tematicamente, si concentreranno su infrastrutture, welfare territoriale, lavoro e formazione, turismo e promozione territoriale. A questi si aggiungerà un tavolo di coordinamento che avrà il compito di intercettare finanziamenti e risorse, dice Padrin, che venerdì sarà a Ascoli Piceno alla riunione ANCI Montagna in rappresentanza dei sindaci del Veneto. Noi dobbiamo muoverci su due strade, la prima che è quella post-Covid, quindi dell'emergenza e dare delle risposte immediate, dall'altra quella di una programmazione strategica. Siamo alla rubrica dedicata ai nostri bambini. Questa sera vi facciamo vedere le immagini di Riccardo e Nicolò da Casier, Nicolò da Col San Martino e Giada da Meolo. Erano le ultime immagini per noi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo e poi non perdete l'ultimo appuntamento con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Anticiclone delle Azzorre sempre più potente, dunque bel tempo e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 23 giugno. Sul Veneto condizioni di stabilità atmosferica, l'alta pressione infatti garantisce un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà, vedete, sereno e sgombro da nubi, al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature in aumento, minime fino a 20 gradi, valori massimi invece con punte di 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto, su tutte le province il cielo si presenterà terso e limpido. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime tra i 28 e i 30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, tanto sole su tutti i settori, cielo al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 16 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.